era imprescindibile che fossimo presenti in un momento in cui il liceo Ospedalieri è protagonista della notte dei licei, e vedere mentre arrivavo i giovani animati da una luce speciale che riguarda il loro futuro, che riguarda i loro sogni, è davvero commovente. E per una persona come me, che è stata addetta ai lavori, vedere questa vivacità, vedere questa coesione, vedere questi animi e questi intelletti insieme per programmare il futuro dei nostri giovani è davvero un'emozione forte e ci dà molta speranza, e siamo convinti che davvero la città possa svoltare in positivo con questi spiriti di giovani così coscienti e consapevoli di quelli che sono i bisogni della nostra società oggi. Stasera sono qui, sì, come assessore del Comune di Catania, anche per testimoniare l'importanza che l'amministrazione, la città di Catania dà a questa notte e a questo liceo, ma soprattutto come ex alunno di questa scuola, perché questa scuola è certamente rimasta nel cuore di tanti di noi, la consideriamo patrimonio della città di Catania e crediamo che naturalmente inizialmente i licei classici intanto sono ancora moderni e sono ancora attuali e sono ancora necessari, come è necessario lo studio delle scienze umanistiche. È necessario per qualunque tipo di disciplina e in qualunque tipo di attività, ma è necessario questo liceo, che è il liceo più antico della città e che deve restare patrimonio di questa città. E io per questo sono qui e lo testimonio con tutto il cuore, con tutta la mente, perché questo liceo è certamente un pezzo della mia vita.